Una visita attesa 7 anni, quella del presidente veneto Luca Zaia alla festa del prosciutto Veneto DOP, che in questi giorni sta catalizzando decine di migliaia di persone nel cuore della città murata di Montagnana. Il governatore ha passato in rassegna gli 8 consorzi, senza mai negare selfie e foto di rito con il prosciutto, ma anche con i tortellini di Valeggio e tanti altri gemellaggi del gusto che coronano il principe della festa. Il prosciutto Veneto DOP, appunto, dolce e prelibatezza dei territori di Padova, Vicenza e Verona. E ricordiamo che è un DOP, quindi un invito a tutti i veneti, quando vanno a comprare il prosciutto sappiano che c'è un prosciutto crudo eccezionale che è nostro, è tutto veneto, c'è anche il marchio del leone ed è storico, quindi provatelo. Con tutto il disastro che c'è nel mondo della contraffazione bisogna stare sempre più attenti a quello che si consuma. Beh sì, ma qui non si sbaglia, c'è il marchio del leone, quindi non si sbaglia, si vede subito e comunque nelle nostre rivendite lo si trova. Tra i produttori e gli organizzatori c'è soddisfazione. Hanno lavorato sodo per far conoscere il loro prodotto, che oggi aspira a nuovi mercati, e anche il governatore ne ha apprezzato la qualità tutta veneta. Ha gustato il nostro prosciutto, e ne è rimasto molto contento. Presidente, lunedì sera il capannone è ancora pieno, sta andando bene questa festa? Questa festa sta andando benissimo, oltre le previsioni, e siamo molto contenti, restando sempre un prodotto di nicchia questo prosciutto. Noi cerchiamo di andare anche fuori regione. Vorrei effettivamente andare anche oltre Alpe, se è possibile. Il classico abbinamento qui si fa col melone di Montagnana, che cresce sulle rive sabbiose dell'Adige. Il nostro melone ha di bello che è peperino. Quando lo mangiamo la punta della lingua diventa un po' rossa dal pepe che ha. Montagnana in festa punta a superare le 130.000 presenze dell'anno scorso e allunga di 2 giornate fino al 27 maggio i giorni di apertura. Il successo della festa sta anche nel fatto che chi arriva può scegliere il prosciutto preferito tra le 8 vetrine dei consorzi della DOP, che viaggiano ad affettatrici spiegate. Questo è il primo, Boselli, poi andiamo avanti fino all'ultimo. Quindi provate tutti quanti? Esatto. Come tutti gli anni, una meraviglia. Che cos'ha di buono che le piace? Il prosciutto crudo di Montagnana, siamo qua per quello. Really, first time here in Montagnana, the best of the best. Done, vino e pane. Grazie, ciao!